Veneziano, siamo qui a Brno, qualificazione un po' così, un diluvio pauroso, alla fine settimo posto, vabbè, insomma l'obiettivo è far punti, comunque la nostra mente è già proiettata con la Ducati, non ufficiale, ma comunque una Ducati sicuramente migliore rispetto al 14 di adesso, e niente, cerchiamo di fare un buon risultato comunque, e la nostra ombrellina fa cagare, ma va bene, andiamo. Cerchiamo di fare una buona gara ed evitiamo contatti soprattutto. Vai! Vai. Subito, ho appena detto, ma è incredibile. Qua ne perderò tante di posizioni. Come si butta proprio all'interno per non perderne 50. Altro incidente per escargot. Dai, non ne ho perso tantissimo, sapevo che la partenza per noi è disastrosa quando partiamo indietro. Calma, attento. Guarda come si buttano, pazzi. Alex Marquez fuori. Ok. Abbiamo messo come meglio, sono 40 gradi e un po' di benzina in più per fare un primo giro a cannone. Si butta all'interno, bello questo, bel duello, ma come lo vince. Siamo tornati settimi, perfetto, quello che volevo. C'è Vizioso, avversario che odio, che tampona sempre. Guarda come si butta, bel sorpasso però, ma se sinceri, bel sorpasso di Vizioso. Mettiamo un po' la scia, non posso buttarmi più di così, altrimenti spacco fuori tutto. Bello esternazzo. Guarda. Ma vai fuori, ma Vizioso, basta. Capisci che è la moto migliore, ma basta. Dopo una qualifica un po' così, perché con la pioggia faccio molta fatica in qualifying session. Ok, però per me è una gara favorevole, molto larga, quindi ho spazio, mi piace tanto. Ok, adesso facciamo un giro con benzina 1. I primi se ne stanno un po' andando, però devo sfruttare soprattutto gli ultimi giri dove sicuramente tanti hanno messo le soft, però ci sarà più usura nelle loro gomme. Vai. Tempo meraviglioso qui in Czech Republic. Ok. Il come sta pitturando adesso. Brutto errore qua, appena parlo è così, senza come dire, comunque tra poco esce anche F1. Ci sarà la Comenda GP. Posso già spoilerare che ci sarà la Comenda GP che andrà a emulare la Brown GP. Macchina che sapete adoro esteticamente, una delle mie preferite in assoluto. Ok, sesto posto, me lo tengo anche stretto io, sinceramente. I primi sembrano onestamente abbastanza irraggiungibili. Sta mescola non lo so. Per il momento non mi sta aiutando, bisogna capire nell'ultimo giro e mezzo. Per il momento non stiamo neanche andando malissimo, dai. Ecco, appena detto, qua vado molto lungo. Ok, sono molto vicini gli avversari, sì. Io sto girando lentissimo. Ok. I primi sono realmente in fuga. Non sta premiando sta mescola per il momento. Questa è una prova dove in qualifica e anche in prova libera ha guadagnato tantissimo. Dai raga, dai. Dai ragazzi.
Ciao ciao! Scusate un attimo, sto salutando gli avversari, ma saluto a casa. Ok. Mamma mia. Concentration massimale, raga. Ok, mamma mia. Siamo a... insomma, manca ancora parecchio. Ma ripeto, metterei la firma per sul sesto posto, solo fare posizioni il più possibile migliori per arrivare in Ducati comunque bene. E tentare anche il miracolo, anche se non è l'ufficiale. Comunque non siamo su difficoltà massime, non ho neanche voglia di mettermi perché il tempo non è molto, anzi ci sarà un video dove spiegherò alcune cose perché adesso poi inizio dei lavori anche a casa, inizierà un percorso quotidiano particolare. Ok, i primi sono proprio in strafuga, non li prendo neanche per sbaglio, giro più di un secondo più lento. Giro più lento veramente di parecchio, forse anche più forse anche 2 secondi, non ho neanche visto bene. Laps Remanaing, comunque è un inglese che ormai è di madrelingua da 30 anni a questa parte. Perdo da quelli davanti e quelli dietro mi stanno attaccati al culetto. No, porco Diaz però. No, ero tranquillo, ma puoi superarmi senza farmi adesso rischiamo di... niente vizioso, il solito coglione di merda proprio. La solita merda, mamma mia. Adesso devo avere danni leggeri perché lui ha deciso di colpirmi. Grazie Dovi. Sempre la solita minchiona sei. Noi ce la riprendiamo, però non possiamo permetterci. Guarda. Ecco, così va bene. Ancora, ma perché mi venite addosso? Dio che... sono dolori adesso, Non puoi venirmi addosso, se noi davanti, cioè... Voi dovete preoccuparvi di me, non io di voi. Ho perso la testa, Ho perso la testa, ufficiale. Ho sbagliato io ovviamente, ma ho perso la testa perché... Sì, la moto ha problemi per il cume. Devo fare un ultimo giro con danni moderati. La moto non risponde più, raga. Che bello. Infatti è tutta colpa di quel bastardo di Dovizioso che doveva venirmi addosso. Qua basta un contatto e perdi la gara, figlio. Cerchiamo di salvare il salvabile. Dobbiamo ritenere un po' la miscela 2, stando attenti. Potevamo fare molto meglio oggi, Tutti fenomeni, ma ho la gomma migliore. Cioè nel senso che dura nel tempo. Adesso mi superano tutti, indipendentemente dai danni che ho, e lo so. Faccio una fatica mostruosa a tenerla. Guarda che roba. Tutti in mezzo i coglioni, tutti fenomeni. Manca un minuto. Non potevo fare un countdown così. Molto dura portare a casa il nono posto. Devo anche abbassare i giri perché sennò una miscela. Senza il danno ero settimo tranquillamente e invece no,
malizioso, doveva rompermi i maroni, poi Mirage, poi vabbè. Io ho fatto l'errore finale. Senti, la moto fa una fatica in rettilineo, mamma mia. No, adesso, no, adesso. E mi supera adesso. In due, vabbè. No, vabbè, un furto incredibile. Furto mostruoso. Arriviamo addirittura a 11esimi. Fare in culo, va. Che bello, che bello, che bello. Cagare, va. Va bene. La classifica ci vede al 6° posto, adesso ci lottiamo per il 5°, per carità, non è malissimo. Adesso abbiamo l'Austria che invece è una gara iper favorevole. Bene. Fine finestra mercato piloti. Va buon raga, sono il comandante veneziano. Alla prossima, ciao!